Pierluigi Bersani, la sua presenza a Padova per sostenere le candidature del Partito Democratico in regione. Sì, si sa che non tutto quello che sta facendo il Partito Democratico adesso mi soddisfa e mi piace, però PD è casa mia, è la mia speranza, è il mio sogno e penso che in Veneto, davanti al rischio che possa vincere la Lega di Salvini, chi si ritiene di sinistra ha il dovere di andare a votare e, aggiungo, di votare il Partito Democratico. Questa divisione del partito come la commenta? Partito grande, partito giovane, ha 8 anni questo partito, deve ancora stabilizzarsi, ma non vedo altra speranza per il Paese e voglio credere che il Veneto non voglia togliersi via dalle prospettive politiche del Paese, perché c'è autonomismo, quello di sinistra e del centro-sinistra che ha radici antiche, è un autonomismo universalistico. Se faccio un asilo e lo faccio per i miei bambini, però penso che tutti i bambini del mondo abbiano diritto a un asilo, perché il nostro autonomismo guarda avanti, quello della Lega guarda indietro, ci fa regredire e chiudere. Si è parlato di un 6-1, ma potrebbe essere anche un 5-2. Ma io guardi, oggi far previsioni e non prenderci è quasi sicuro come loro, quindi non la vedo affatto chiusa io in Veneto, non la vedo affatto chiusa, non so perché stia girando questa idea. Io credo che la mobilitazione del centro-sinistra ci sarà, la mobilitazione della sinistra ci sarà e credo che possiamo avere qualche sorpresa qui.